Oggi un'interessante iniziativa in collaborazione con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Ecco, come si svolgerà la mattinata? Ho avuto il piacere di essere coinvolto in questa attività di servizio dei Lions dal presidente, da Gioacchino, un caro amico. E cosa facciamo oggi? Portiamo a mare dei ragazzi con delle disabilità e gli facciamo gustare il piacere della vela. Il Club Nautico Punta Piccola si occupa nell'ambito della disabilità già da un anno, abbiamo avviato il progetto, abbiamo ricevuto già l'imbarcazione e quindi abbiamo la possibilità di fare vela inclusiva. La vela è uno sport meraviglioso, si sta a contatto con la natura e dare la possibilità a tutti di poter fruire di questo bene meraviglioso che abbiamo in Sicilia credo che sia una cosa fondamentale. Faccio un appello a tutti, noi abbiamo bisogno di avere la cittadinanza vicina, questo è un progetto per Agrigento, non soltanto del Club Nautico Punta Piccola o dei Lions. Pertanto chiunque ha voglia ci porti i ragazzi, noi faremo la nostra attività sportiva e insomma i volontari faranno la loro. Se tutti quanti facciamo squadra sicuramente possiamo dare un bel servizio a questi ragazzi e dargli il piacere di passare una bella giornata. Presidente, quanto dura il progetto nel suo insieme? Allora, oggi abbiamo una giornata a mare che facciamo con il Club Lions Valle dei Templi, questa sera faremo una raccolta di beneficenza sempre al Club Nautico. Il progetto inizia ora e dura tutta la vita, pertanto non ha una scadenza, dobbiamo avere le persone vicine e noi portiamo i ragazzi a mare, non c'è scadenza, c'è solo l'inizio, abbiamo iniziato. Quindi grazie. Chi vuole partecipare cosa deve fare? Contatta il Club Nautico Punta Piccola e io ho fretta di andare a mare perché non vedo l'ora di portare i ragazzi a mare. Contatta me, il presidente del Club Nautico, ci porta i ragazzi e poi ci pensiamo noi. Siamo con il presidente Gioacchino Cimino, Lions Club Agrigento Valle dei Templi, si inizia l'attività lionistica oggi con una bellissima iniziativa che si sta svolgendo qui al molo di San Leone. Oggi il Club Lions Valle dei Templi è presente con questo servizio importantissimo, sport e inclusione, disabilità. È un servizio molto importante perché rispecchia quello che noi Lions facciamo, we serve, noi serviamo, e quindi oggi il Club Punta Piccola ci sta dando l'opportunità di realizzare questo service. Ringrazio naturalmente il presidente Rambello per questa occasione e le due associazioni che ci hanno dato l'opportunità di conoscere queste meravigliose persone. Oggi l'attività si svolgerà proprio in questo, nel portare in mare questi ragazzi in un giro in barca e far conoscere loro quello che è lo sport e l'inclusione. Ringrazio ancora tutti i miei soci del club e che dire, i Lions saranno sempre presenti per queste iniziative sociali e va bene così, noi saremo ancora presenti nella raccolta fonti per dare un senso alla vita di questi ragazzi. Anche voi partecipate a questa iniziativa con Punta Piccola e Lions Club Agrigento Valle dei Templi? Sì, quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di partecipare insieme ai Lions a questo evento, abbiamo partecipato volentieri, abbiamo coinvolto i soci dell'associazione, quindi anche oggi potranno fare un'esperienza nuova, un'esperienza che comunque ai ragazzi in sedia a rotelle è un po' bandita perché non ci sono strutture idonee, però oggi ci è stata offerta questa possibilità, quindi ne abbiamo approfittato e siamo venuti in tanti. Il mare ci sta aiutando perché è piatto e il caldo è asfissiante, quindi ringraziamo i Lions per averci coinvolti.